È una tragedia, nella tragedia siamo ovviamente vicini ai familiari, vicini in questo momento di dolore e a assoluta totale disposizione per qualsiasi necessità. Abbiamo le bandiere a mezz'asta per significare il cordoglio di tutto il Veneto, ma dico anche che non bastano le bandiere a mezz'asta. Queste belve, questi delinquenti che fanno perdere la vita al secondo figlio del Veneto, dopo Valeria Solesin anche Luca Russo, questi delinquenti che si divertono ad ammazzare cittadini inermi senza nessun motivo e anche con degli scenari da carneficina vera e propria devono essere sterminati. Bisogna agire senza pietà e fare in modo che si ripristini l'ordine. Abbiamo messo le bandiere mezz'asta già da stamattina, le terme mezz'asta in tutto cittadino fino al giorno delle esequie. C'è l'intenzione poi, il giorno delle esequie, di chiedere a tutti di sospendere l'attività, ogni attività produttiva, commerciale di qualsiasi genere, ma anche spettacoli, attività sportive, nelle ore delle esequie, proprio per fermarci e stare proprio soltanto a condividere il dolore e a dare l'ultimo saluto a questo nostro concittadino. E c'è anche il desiderio, e su questo dovremo accordarci con la famiglia nei prossimi giorni, di fare un momento silenzioso, senza clamore, in cui poter scendere in piazza, magari con una fiaccolata, qualcosa di simile, per dare l'opportunità ai concittadini che lo vogliono fare di unirsi, di stare insieme, di mostrare anche fisicamente con la presenza la solidarietà nei confronti della famiglia, anche la ferma condanna di questo e di tutti gli altri atti di violenza terroristica inaccettabili e per noi incomprensibili.